Ed eccoci, benvenuti in un nuovo video a cura di mattoscacco.com. Parliamo ancora di trappole in apertura e di quelle che bisogna assolutamente conoscere. Forse non sono le più famose in assoluto, ma possono far sempre comodo sia nel gioco veloce e sia per sfruttare gli errori del proprio avversario. Andiamo a vedere questa che ha veramente qualcosa di interessante. Allora, classica partita di re e qui subito alfiere in C5. Quando frequentavo il circolo di scacchi, un candidato maestro mi diceva che secondo lui questa era la risposta migliore. Dopo presa e questo sacrificio abbiamo donna che va in H4 scacco. Qui il re c'ha poco da fare, se non gioca G3 ma si muove sulla colonna E, comunque si andrebbe a centrare troppo, soprattutto se va in E3 e di conseguenza G3 sembra essere l'unica soluzione buona. Ovviamente donna cattura in E4 e guarda che cosa succede, come si ribalta la situazione. Bene, la donna del nero intrappolata. Interessante. Vediamo ora quest'altra partita in cui abbiamo la partita italiana con questa variante in cui il bianco decide di attaccare al centro con D4. L'alfiere si ritira, pedone per, cavallo per pedone indifeso in E4 e attenzione donna in D5 con un doppio attacco, uno in F7 dando scacco matto e uno col cavallo. Quindi se il cavallo si sposta in qualsiasi posizione segue il matto. Anche purtroppo in G5 non è sufficiente perché c'è la presa di cavallo o di alfiere. Comunque si perde un pezzo leggero. Quest'altra invece di gambetto va a posarsi sulla difesa indiana e qui già è tutto colpa di questo cavallo in D2 che probabilmente non accadrà mai, però già saperlo è qualcosa. Guarda un po', se il bianco accetta segue cavallo in G4 e ovviamente qui o il bianco perde la donna, quindi decide di catturare il cavallo e abbiamo uno scacco matto. Questo è veramente per i principianti, insomma. Arriviamo alla difesa Budapest, quindi D4, cavallo F6, C4 e 5. Questa la utilizzo sempre nelle partite lampo perché spiazza tantissimo e nel dubbio il bianco accetta quasi sempre il gambetto. Solitamente io gioco cavallo in G4 andando subito a cercare di recuperare il pedone, ma questo cavallo in E4 è veramente molto forte. Se il bianco per paura di, appunto, dato che ora c'è questo cavallo che controlla il punto C3, ha paura di un'insenatura in B4, che è possibile, gioca a 3. D6 e per D6 alfiere per D6. Qui per esempio il bianco gioca un'altra mossa poco utile come G3 e tadadadan, cavallo in F2. Ovviamente c'è una forchetta fra donna e torre, re per F2, alfiere per G3 scacco e la donna è persa. Avete capito cosa è successo? Quindi il re ha catturato il cavallo, l'alfiere si è sacrificato per comunque fare una mossa obbligatoria che sia o re
per G3 o pedone per G3 e infine lasciare la donna bianca in difesa. Questa è veramente molto bella. Andiamo nella difesa Benoni, questa probabilmente la conoscerai. D4 C5 C4 pedone per cavallo F3 E5 cavallo per E5 e scacco con presa del cavallo. Questa me l'hanno giocata anche qualche volta nelle partite veloci su qualche sito. Andiamo alla apertura reti, cavallo F3 D5 C4 cavallo F6 G3. Praticamente il bianco sta per sviluppare un fianchetto, forse capita che anche il nero lo fa. Alfiere in F5 pedone per cavallo per D5, attenzione E4, capirai che bel doppio, tanto si può catturare infatti, e qui abbiamo lo stesso giochetto di prima, scacco con presa dell'alfiere. Andiamo avanti con difesa Philidor. Allora E4 E5 cavallo F3 D6, molto solida, ma il problema è che lascia l'alfiere camposcuro cattivo. D4, la giocata solita, cavallo D7, alfiere C4, il bianco è in enorme vantaggio di sviluppo, alfiere E7, D per E5, D per E5 e donna D5. E si può fare veramente poco a questo punto. Ok, andiamo avanti ancora con un'apertura di re, E4, E5, quindi sviluppiamo i vari cavalli e guardiamo che cosa è successo. Alfiere C4, cavallo per, e anziché cavallo per seguito da D5 abbiamo un alfiere F7, re F7, cavallo per E4, CC6, donna F3. Attenzione a dove va il re, re G8, re G5 e praticamente anche qui la partita è vinta. Le soluzioni sono poche perché c'è questo attacco fortissimo su F7. Se il nero cerca di difenderlo con donna in E7 andando a coprire il punto F7, segue donna per D5 e c'è poco da fare, la donna poi sarebbe costretta a sacrificarsi su una casella bianca per parare il matto. Andiamo ancora avanti, difesa siciliana, attenzione a come il bianco conclude, 4, C5, cavallo F3, D6, D4, C per, cavallo F6 minacciando il pedone, cavallo difendendo il pedone, G6 classico, alfiere 3 altrettanto classico, cavallo in G4, alfiere B5 scacco, alfiere D7 e ovviamente sfruttando l'inchiodatura di questo pezzo, quindi cavallo in G4, alfiere per, e qui è l'unica perché non poteva nemmeno giocare cavallo in C6, altrimenti sarebbero successe altre cose spiacevoli. Procediamo ancora avanti con una difesa scandinava, quindi dopo E4 di cattiveria il nero gioca D5, esce fuori la donna, attacco alla donna e ritirata di donna, alfiere C4, cavallo F6, cavallo F3, inchiodatura del cavallo in F3, cavallo in E5 infischiandosi della donna, e qui praticamente si sta cercando di fare matto su F7, quindi non si può prendere la donna. Quindi alfiere in H5 ritirata per proteggere il punto in F7, dopo donna per H5, cavallo prende la donna e comunque il matto arriva subito. Bene, spero che queste piccole chicche vi siano piaciute. Iscrivetevi al canale per altri video e ci vediamo sul sito mattoscacco.com. Ciao!